Nell'ultima batteria troviamo Veronica Rosso in corsia 1, Aurora Zalini in 2, Aurora Tasca in 3, Anastasia Condemi in 4, Alice Gevignani in 5, Maddalena Luisa Seco in 6, Serena Artusi in 7, Oriana Vetri in 8. Sara Flavia Strimb in 4, 32 e 34 alla virata dei 50 metri, anche lei ritroviamo per l'Hydros al primo anno di categoria ragazze. Vediamo con quale crono va a completare le sue fatiche, 1.06 e 45, quindi si mette lì in seconda posizione, sempre alle spalle di Anna Porcari. Ci siamo, ultima batteria già presentata al via.